much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. Questa mattina vi avevo fatto vedere la neve, stava nevicando e adesso nevica, ma c'è anche parecchio vento. Stamattina stare sulla strada era quasi, non dico impossibile perché al lavoro ci sono arrivata, cioè non è stato impossibile arrivare al lavoro, ma bisognava andare parecchio piano, ecco, stamattina perché la statale era era molto scivolosa, era neve e ghiaccio praticamente, quindi comunque con la macchinina nuova mi sto trovando bene, finché fa pochi centimetri ci si riesce a muovere bene senza catene. Io ricordatevelo che io non ho mai messo le catene in vita mia. Cosa dici, Pooh? Oh, bello. Pippo invece è là sopra avvoltoio. E niente, dopo devo andare su dai miei, ma tanto ci vado lo stesso ogni giorno. Devo andare a recuperare il drone, perché è arrivato il nuovo giocattolo. E tra l'altro ho visto che dove lavoro io non è più possibile far volare i droni, è diventata zona vietata. Che bello, però qui è tutto libero, qui il cielo è tutto libero, si può volare. Adesso accendo il fuoco e basta, aspetto che Franz arrivi a casa, tanto sto preparando il pranzo per me, anzi io me lo sto scaldando e per lui invece sto preparando la pasta. Ho un pacco di Avon, ho già aperto per guardare e anche per utilizzare alcune cose, ma vi può interessare uno spacchettamento? Vi faccio vedere che cosa ho comprato, non è tanta roba, Scrivete qua sotto nei commenti se vi va di vedere un video dedicato a questo pacco di Avon. Non sono presentatrice Avon, una di voi mi aveva chiesto tramite, c'è un chip, tramite Instagram se mi andasse di comprare qualcosina e quindi ho accettato volentieri perché comunque per chi mi segue da tanto sa che sono stata per anni in Avon e compravo praticamente tutto e ho detto sì, mi fa molto piacere acquistare e quindi niente, ho preso proprio non tante cose, un ordine da 46 euro. Cosa fai? Cosa fai? Brrr. Vabbè, andiamo a vedere se bolle l'acqua. Vado a far benzina. È sera, tra meno 20, meno un quarto alle 9. È tutto ghiaccio per terra, cioè è un patinaggio praticamente. È tutto che brilla. Questo è tutto ghiaccio, tutti i brilluccichi che vedete. Ecco, vado a far benzina. Vado a diventare povera. Beh dai, non mi è andata male. 54 euro, 29 litri. Non ero senza, non è il pieno. Cioè nel senso ho fatto il pieno ma non ero ancora senza. Avevo 95 km di autonomia ancora. Vabbè, vado. Non ho neanche fatto tanti chilometri ancora con questa macchina perché non l'abbiamo mai utilizzata per andare lontano. Sempre solo casa lavoro, 2534 km, una miseria, ma d'altronde va bene ragazzi, vado verso casa. Ha visto che sono tornata? Eccolo! Vieni! Solo che di giorno lui non è abituato a vedermi, è abituato col buio. Vieni amore, dai. Vuoi grazie? Vieni. Lo so che stavi cacciando i topolini, ma io
Cioè, non serviva che venissi. C'hai ancora la pappa comunque? C'hai ancora la pappa? Micio, puoi muoverti, eh? Hai fatto un casino con questa cuccia, io te l'avevo sistemata ieri. Vieni. Dai. Dai. Bravo. Bravo. Vieni. Comunque la neve fatta ieri, no, l'altro ieri, cos'era? Sparita. Sparita nel nulla. Cioè, guardate, i prati sono già senza quasi. Ecco la panoramica sull'Antelao che mi è stata chiesta. Eccolo qua. Dai, vieni. Però io non ho pappa. Cioè, ce l'hai già fuori la pappa, eh. Sei un gattino furbo, vero? Vieni un po' qua dentro. Dai, vieni a mangiare. Comunque la pappa è rimasta là tutta la mattina, eh. È sempre quella, certo. Inizia a fare il difficile. Sono un po' in modalità crisi. Mi sono fermata, mi sono seduta, ho mangiato. Mi sono mangiata anche un peperone crudo, perché mi piace. Ho riscoperto i peperoni. E sì, mi rimangono pesanti, però mi piacciono perché hanno tanta acqua dentro, non so, mi piacciono. E ho riscoperto, quindi ho mangiato, vabbè, un peperone, e dopo aver già pranzato, ma va bene. E adesso mi sono fermata. Mi sono appena guardato un video di esplorazioni urbane, ecco, e basta, poi chi si alza più da qua? Io perché devo mettere legna. Ah, il drone. Nel precedente video, era il precedente, sì, vi avevo detto questa cosa che avevo comprato il drone. Il drone è arrivato, ma ho avuto un po' di problemi. Il radiocomando non funziona, probabilmente era già difettoso dall'inizio. E quindi niente, sto cercando di sistemare questa situazione drone. Al momento non posso utilizzarlo, non so neanche se funziona. Spero di poter usare questo drone il prima possibile. Appena riuscirò a risolvere vi farò vedere qualcosa. Sono contenta comunque che le giornate si stiano allungando. Sono proprio contenta di sta cosa perché io soffro tanto l'inverno. Sento parlare, qui mi sa che Franz è arrivato. Lo sento parlare da qui e lui deve essere ancora fuori. Per farvi capire quanto urla quando parla al telefono. Ah, Pippo, che carino. Fa pane lì. E niente, l'altra cuccia è solo di Pepe, eh. Pippo non può utilizzarla. Ho comprato una cosa, una chicca che mi sono chiesta, ma come ho fatto a non averlo prima? Questo, l'aspira acqua, aspira gocce della Vileda per i vetri. È una figata, cioè è una figata. Come ho fatto a non averlo prima? Poi qui che c'è tanta umidità sui vetri è perfetto, perfetto.